Allora le contesta qua. A lungo si ferma all'autogrill un operaio col suo furgone di venere di sera alla DIT. Vai bevi un spritz, ho finito di lavorare tutta la settimana, sono stufo. Vai bevi un spritz. E va a beversi un sprizzettino. E dopo il ciapa, e aspetta che sa che sono qua, vai anche a finire in bagno, no? E va in bagno. E lì si mette sui pisatoi, quei impii a pisare. Arriva dentro un nero, si mette in fianco di lui, a pisare anche lui. E lui cosa fa? Si mette là a guardare. E guarda. Cosa hai tu da guardare? Ah, scusa, sai, dice altri neri, sa che sei sempre ben forniti. Tu volere anche, piacerebbe anche te avere una come me. Te sa me piacerebbe andare a casa da me femmina. Te sa una roba come la tua così. Fa, se tu voleri io insegnare te come fare. Ah, magari, fa, guarda, tu andare a casa tutte le sere, andare a casa quando tu fare doccia, tu a fare in erezione, tu sbattere su per muro tutte le sere 10 minuti per una settimana e tu vedere il risultato poi per una settimana e poi noi trovare qui fra una settimana e tu mi dire come è andata, sai? Che voglia, che altro fa Madonna, va bene, dai, se vede la settimana che viene, allora, boh, allora parte che altro va a casa, no? Subito a sera, arriva a casa, su per le scale, va a farsi una doccetta, no? Lì, con la fare in erezione, aspetta un attimo, e e via, no? Cioè, il giorno dopo, stessa roba a sera con lì in casa, no? E con la fare in erezione, tutte le sere, insomma, no? Tutte le sere 10 minuti, no? Tutte le sere, e tutta la settimana così. Viene il venerdì sera, no? E torna all'autogrill, non si trova quel nero. Ehi amico, allora ricordo di te. Allora dai beviamo, allora cioè, se bevi un spritz insieme, allora racconta com'è andata, tu fatto come ho detto io. Allora, fatemi tutta la settimana alla sera, come in casa da lavorare, in bagno, 10 minuti a fare in erezione tutte le sere, sbattuto su per il muro. Allora adesso tu è venuto bello lungo, e beh, ancora lungo come il tuo, ancora non l'è venuto, però la sa come già a venire nero però,